Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, buon sabato a tutti voi, una giornata ricca di notizie, quella di oggi è la giornata di Sergio Mattarella, il capo dello Stato, che è a Venezia proprio questa mattina per i 35 anni della Commissione di Venezia. Insieme a lui c'è il Ministro degli Esteri, tra gli altri il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fra poco ci collegheremo con il nostro Filippo Fois a Venezia. È un giorno anche di lutto a Castelcucco per la morte del 31enne figlio del titolare di una nota cantina di Castelcucco, che è morto schiacciato da una pressa ieri sera mentre lavorava nell'azienda di famiglia. Uno shock che colpisce non solo il mondo vitivinicolo dell'Asolano, ma tutta la Marca trevigiana, per la giovane età anche della vittima. Anche qui fra poco ci collegheremo con Heidi Kaliman. La cronaca ci porta però intanto a partire con ancora una volta la piaga dei furti e degli assalti in casa. Guardate, vi faccio vedere intanto il lancio del Gazzettino. Sul sito del Gazzettino un comando di 4 malviventi incappucciati assalta una villetta in pieno giorno. Siamo ad Albignasego nel Padovano, faccia a faccia con la padrona di casa 76enne. Lei urla e li mette in fuga, rubati oro e soldi. La nostra Chiara Gaiani fra poco ci racconterà proprio di questa vicenda avvenuta ad Albignasego nel Padovano. E intanto, a proposito di furti e di sicurezza, un'anziana, Giovanna Trovò, era morta, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato questa settimana, per un malore dopo essere stata borseggiata. Un'ora dopo essere stata borseggiata è stata fissata la data dei funerali della signora. Si terranno martedì prossimo in Duomo a Conselve i funerali di Giovanna Trovò, la pensionata 79enne, morta un'ora dopo essere stata derubata in centro paese. Lo scorso 3 ottobre, infatti, mentre era seduta su una panchina di piazza Cesare Battisti, era stata derubata della borsetta da 2 borseggiatori, poi individuati dalle telecamere di videosorveglianza e denunciati per furto in concorso e morte come conseguenza di altro reato. La signora Trovò, tornata a casa, aveva poi avuto un malore fatale. I tempi lunghi per il funerale sono legati all'autopsia disposta dal pubblico ministero Benedetto Roberti per approfondire le cause della morte della donna. Lunedì sera, sempre in Duomo, verrà recitato il Rosario. E intanto è caccia alla banda di Casier, l'hanno chiamata così in questi giorni in paese, la banda specializzata che ha assaltato qualche giorno fa una clinica medica e un'azienda della zona industriale di Dosson. Non l'unico colpo nel territorio, i carabinieri sono al lavoro setacciando anche le immagini di videosorveglianza. Ci sono delle immagini che mostrano i banditi in azione. Ecco alcuni frame sui quali stanno lavorando i carabinieri per identificare la banda che martedì sera tra le 22:30 e le 23:10 è entrata in azione in zona industriale ad Osson di Casier. In un'immagine si vedono 2 uomini strisciare nel parcheggio dell'azienda Veat. Uno spinge davanti a sé una mazza da 5 kg nel tentativo di eludere i sensori del sistema d'allarme. Contemporaneamente altre 2, forse 3 persone si introducono nello stabile accanto che ospita gli uffici e gli ambulatori di Medical Treviso. Tutto quello che potevano rovinare e distruggere, ripeto nuovamente, per cercare nulla e trovare nulla. Non contenti da una parte, si sono accaniti dall'altra parte, cioè sia sulla clinica che sull'azienda. Roberto Veneran, proprietario della clinica e dell'azienda, viene svegliato nel cuore della notte. Quando arriva in Viale delle Industrie non è preparato all'impatto emotivo suscitato dalla scena che si trova di fronte. No, non si vede assolutamente niente con gli occhi, si pensa solo con la mente e si vede la devastazione di quello che si ha attorno. Mi creda, è un'esperienza che non auguro a nessuno. È un dolore ancora vivo. Come vedete. Gli occhi diventano lucidi, la voce si incrina, l'emozione, per quanto vissuto, è ancora ben presente. A far male soprattutto la ferocia con la quale la banda si è mossa. Diciamo che non è umanamente pensabile che delle persone si possano comportare in questo modo, perché secondo me un Dio questi non ce l'hanno. Se avessero portato via qualcosa, c'era qualcosa di fondo, poteva esserci anche un motivo economico o meno. Qui hanno solo fatto danni. L'azione è tanto rapida quanto violenta. Nella clinica la furia dei malviventi si scatena contro le
porte scorrevoli d'ingresso, 1, 2, 12 calci fino a quando la struttura cede. Una volta all'interno gli uffici vengono messi a soqquadro con una mazza e un piede di porco, attrezzi che verranno ritrovati nelle ultime ore in un campo vicino. Vengono sfondate le porte degli spogliatoi, della sala sterilizzazione e server, forse alla ricerca di denaro o medicinali. Nell'ufficio della direttrice viene distrutta la cassettiera, tolti i quadri probabilmente nella speranza di trovare una cassaforte. La banda si sposta poi nella palestra e nella piscina per la riabilitazione senza trovarvi nulla. Stesso modus operandi anche negli uffici dell'azienda vicina. Alla mattina qui era da vedere, cioè non c'era un foglio sulla scrivania, non c'erano fogli sui caffali, tutto per terra, era tutta una massa di rottami. Dalla VEAT vengono portati via dei contanti, 1 migliaio di euro sottratti dalla clinica, ma qui i danni materiali sono ben superiori, ancora da quantificare, ma potrebbero avvicinarsi ai 50.000 euro, cifra che potrebbe salire se i tecnici dovessero rilevare danni ai macchinari di ultima generazione che durante il colpo sono stati maneggiati e spostati. Le indagini dei carabinieri continuano, si cercano 4, forse 6 persone, una banda di professionisti che sapeva bene come muoversi. Come si torna al lavoro? Si torna al lavoro nelle condizioni peggiori perché comunque si ha la paura di domani trovarsi nelle stesse condizioni, anche se devo dire che le forze dell'ordine sono state meravigliose. Ricordo fra poco andremo ad Albignasico per parlare del comando che ha assaltato la villetta con all'interno un'anziana di 76 anni che ha messo in fuga i ladri e sono stati davvero momenti di terrore. Intanto a Vicenza un bottino ingente ottenuto dai 2 malviventi che sono finti clienti hanno svaligiato un negozio di filatelia in pieno centro storico. Di mortacci loro, ma non si capisce per quale motivo non riusciamo a togliere tutta questa delinquenza e tutto questo degrado che purtroppo è arrivato a Vicenza, che era uno dei gioielli del Veneto. Non si placa l'indignazione e il clamore tra i negozi del centro storico dopo il colpo avvenuto in pieno giorno alla filatelia in Contramuscheria. È tuttora caccia all'uomo da parte degli agenti della squadra mobile di Vicenza sulle tracce di 2 delinquenti che hanno svuotato la cassaforte del negozio a 2 passi da Piazza dei Signori. L'importo del bottino, che potrebbe essere anche molto alto, è ancora tutto da quantificare, ma desta preoccupazione e sdegno soprattutto quanto accaduto ai danni del titolare dello storico esercizio, un uomo di 94 anni. Al vaglio dei poliziotti le immagini delle diverse reti di videosorveglianza della zona effettuate anche nei giorni scorsi. I malviventi infatti avrebbero preparato con cura il colpo, anche con appostamenti. Fingendosi clienti con molta calma poco prima di mezzogiorno, i 2 si sono guadagnati la fiducia dell'anziano, convincendolo a far loro visionare gli articoli più rari. Approfittando invece di un momento di disattenzione del titolare, i criminali hanno rapidamente razziato il contenuto della cassaforte rimasta aperta, dileguandosi nella folla del mercato del giovedì. L'esercente, una volta accortosi dell'ammanco, è stato colto da malore. Il suo negozio è rimasto chiuso. La solidarietà dei clienti e dei colleghi. Il signore sì, lo conosco perché è anche mio cliente, è una persona lucida, nonostante l'età, lui era tipo in gamba, caspita. Succede spesso purtroppo e questi delinquenti qui continuano a girare per Vicenza e non solo, e raggirano persone anziane e non solo purtroppo. E può capitare purtroppo a chiunque, sì, di essere raggirati così, perché sono bravi. C'è rabbia, no? Tanta. Un'esperienza traumatica, non ne esci fuori dopo un episodio del genere. Adesso io spero che riapra quella bottega perché è una bottega storica, una delle poche botteghe rimaste anche in vita in Contramuscheria, perché purtroppo sta andando a spegnersi quella via lì. Hanno trovato proprio il signore giusto, più anziano della città, e quindi probabilmente questo era controllato. Perché l'amministrazione non mette, come c'era una volta, le pattuglie dei vigili, dei carabinieri, della polizia di Stato in giro per la città? Non si vedono, cioè qui c'è campo aperto, se uno vuole tentare si sente anche tranquillo perché tanto non c'è nessuna sorveglianza e noi veniamo derubati. Non è giusto, non può succedere una cosa del genere nella nostra città. Intanto a Bassano del Grappa, ma in tutto il Vicentino, gli orafi preoccupati per gli assalti, l'ultimo quello avvenuto a Bassano del Grappa con un ingente bottino.
C'è molta preoccupazione tra gli imprenditori orafi del territorio dopo il colpo messo a segno l'altra notte ai danni della ditta Alessi Domenico SPA nella zona industriale di quartiere Prea Bassano, quando un comando di banditi ha bloccato le vie d'accesso alla strada principale per poi entrare in azione dopo aver pianificato tutto con precisione. Hanno sfondato uno dei portoni dell'azienda con una macchina operatrice, nonostante l'entrata in funzione del sistema di sorveglianza e l'arrivo di carabinieri e vigilanza. I malviventi hanno fatto irruzione nello stabile rubando oro e pietre preziose. L'ennesimo furto, se si pensa che in neanche 2 anni sono almeno 7 i colpi tra tentati riusciti a ditte del settore. Noi già l'anno scorso avevamo chiesto un incontro con le forze dell'ordine appunto per segnalare questi continui furti che tra l'altro si ripetono con lo stesso nella stessa modalità, quindi fanno pensare che la banda sia sempre la stessa. Quindi io ricevo sempre dai miei colleghi un certo senso di frustrazione, anche di preoccupazione per queste cose che continuano. Lucchetta coglie l'occasione per lanciare un messaggio direttamente alla politica e alle istituzioni. Quello che forse è un appello che come categoria si può fare verso magari la politica è quello di aiutare le forze dell'ordine, magari cercando di incrementare l'organico che è in presenza sia nel Bassanese che in tutta la provincia di Vicenza, in quanto le forze dell'ordine fanno quello che devono fare, però ovviamente con le persone che hanno. Se non hanno l'organico sufficiente, poi ovviamente queste cose aumentano in percentuale. Se da un punto di vista politico gli organici non vengono magari rinfoltiti, si può fare fino ad un certo punto, quindi ecco, questo è. Allora andiamo un attimo a Venezia, poi ci collegheremo con Filippo Fois. Vediamo l'uscita in questo momento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha concluso la sua presenza a Palazzo Ducale. Lo state vedendo in questo momento a Palazzo Ducale per i 35 anni della Commissione di Venezia, ed è appunto una presenza importante, non la prima e certo non l'ultima, quella del Capo dello Stato Mattarella, che appunto è a Venezia per questo convegno, con lui anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dunque fra poco ci collegheremo con Filippo Fois, vediamo se riusciamo, dove si sta dirigendo il nostro Filippo Fois, probabilmente per cercare di inquadrare ulteriormente il passaggio del Capo dello Stato che appunto si trova a Venezia. Ovviamente la folla di curiosi, ci sono transenne, era scattato in questi giorni anche il protocollo di sicurezza, ovviamente era stato interdetto il passaggio di imbarcazioni dalle 9:30 alle 12:30, siamo alle 12:15 circa, insomma, e più o meno ci siamo. È stata una visita lampo, a porte chiuse peraltro, quella del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Venezia, e con lui anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato sia della politica che ovviamente quindi delle regionali e quindi della compattezza, invocando la compattezza del centrodestra alle regionali, e poi ha parlato anche di Alberto Trentini, l'impegno del governo e della Farnesina per Alberto Trentini, che come sapete il cooperante del Lido di Venezia, che è detenuto in Venezuela da 11 mesi, ha telefonato alla famiglia in questi giorni. Allora fra poco ci colleghiamo con Filippo Fois, ma andiamo avanti con la cronaca, perché a Precenicco, nella provincia di Udine, si continua a piangere la morte di Alice Morsanuto, la 17enne che è stata travolta da un'auto mentre andava a scuola, stava attraversando la strada. Il Tribunale e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell'uomo alla guida del furgone che l'aveva investita. Una lettera per Alice, condivisa dai compagni di classe della quarta sezione H del Sello e da tutti gli studenti dell'istituto. Il giorno dopo la tragedia di Precenicco, nel cortile della sede di Piazza Primo Maggio, si sono radunati in 260, ma in contemporanea gli altri lo hanno fatto nelle rispettive sedi distaccate di via Diaz, via Gorizia e viale Palmanova.
La lettera è stata letta da tutti alla stessa ora. Poi il minuto di silenzio in ricordo, la scomparsa di Alice Morsanutto, 17 anni, travolta e uccisa a pochi metri da casa mentre si accingeva a salire sulla Corriera per Udine e raggiungere i compagni di classe per una giornata di lezioni come tante altre fatte e tante ancora da fare, ha fatto sprofondare nel dolore i tanti adolescenti che la conoscevano e condividevano con lei le giornate, ma anche docenti, dirigenti e tutto il personale del liceo artistico udinese. Sul fronte delle indagini, la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale a carico di Alessio Pines, il 35enne di San Giorgio di Nogaro, che alla guida del furgone Fiat Doblò alle 6:30 di giovedì mattina ha travolto e ucciso sul colpo, vicino alle strisce pedonali, la giovane che stava attraversando per raggiungere la fermata delle Corriere. La conferma è arrivata dal procuratore di Udine Massimo Lia, che ha anche riferito della decisione di disporre l'autopsia sul corpo della ragazza, oltre a tutti gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. E intanto ieri si è sfiorata una tragedia davvero a Poggiana di Riese Pio X con una coppia in auto, una coppia di Asolo. La donna alla guida perde il controllo della vettura, l'auto fuori controllo finisce nel giardino e si schianta sul muro di un'abitazione. Davvero miracolati ovviamente le due persone a bordo, ma anche chi si trovava in casa in quel momento. Perde il controllo dell'auto che sta guidando, attraversa il giardino di un'abitazione e si schianta contro il muro della casa. Tanta paura in via Masaccio, a Poggiana di Riese Pio X, dove una Volkswagen condotta da una 65enne, al cui fianco sedeva il marito, entrambi residenti ad Asolo, è andata praticamente distrutta. Forse un malore o una distrazione all'origine del sinistro. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco, che hanno estratto dalle lamiere il passeggero, rimasto ferito, non in maniera grave, ed è stato trasportato dai sanitari del SUEM 118 all'ospedale. La moglie è riuscita a uscire illesa dall'abitacolo. Sempre i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo che, a causa della violenza dell'urto, rischiava di prendere fuoco. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale. Appartamenti affittati a stranieri in modo abusivo, sono una ventina quelli scoperti a Noventa Padovana dalla polizia locale dopo la segnalazione di alcuni cittadini. C'erano cittadini africani, cingalesi, cinesi negli appartamenti controllati dalla polizia locale di Noventa Padovana in località Oltrebrenta. In tutto 87 persone, tutte senza nessun regolare permesso né tantomeno in possesso della comunicazione di presenza obbligatoria alle autorità di pubblica sicurezza. È partita dalla segnalazione dei cittadini all'amministrazione comunale l'operazione condotta da 4 pattuglie della polizia locale del distretto integrato del Brenta con l'aiuto dei carabinieri. Gli agenti hanno controllato varie zone del quartiere, numerose le irregolarità emerse negli appartamenti dove si sospetta fosse in corso un'attività di bed and breakfast abusivo. I titolari dei contratti d'affitto sono stati denunciati e dovranno pagare una sanzione di 1.000 euro per ogni persona presente all'interno dell'appartamento in modo abusivo. Durante i controlli i residenti sono stati diffidati dal detenere bombole di gas per usi domestici in numero superiore a quello previsto dalla legge. Un'operazione invece della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa alla fiera d'autunno, controllati commercianti e locali. Controlli delle fiamme gialle a Bassano del Grappa durante la fiera d'autunno. Il bilancio è di 2.000 prodotti non sicuri e di sostanze stupefacenti sequestrate e l'individuazione di un lavoratore in nero. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno controllato numerosi operatori presenti all'evento Fiera d'autunno, impegnati ben 25 militari che hanno sequestrato circa 2.000 prodotti senza i requisiti minimi di sicurezza, individuato un lavoratore in nero, constatato numerose violazioni relative alla mancata emissione degli scontrini fiscali e sequestrato sostanze stupefacenti. I controlli effettuati durante la fiera il 4 e il 5 ottobre hanno portato alla luce che alcuni ambulanti vendevano prodotti ai consumatori senza i requisiti minimi imposti dalle disposizioni di sicurezza, sequestrati così circa 2.000 prodotti, tra cui monili, anelli, bracciali, collane, ma anche portachiavi e altri accessori per l'abbigliamento, in violazione delle disposizioni in tema di etichettatura. Infatti mancavano le spiegazioni in lingua italiana.
e così ai responsabili sono state elevate sanzioni per oltre 4.000 euro. Nel corso della fiera le Fiamme Gialle hanno eseguito anche altri controlli, trovando un lavoratore in nero in un locale del centro storico ed elevando sanzioni per circa 2.000 euro. Inoltre, in una zona adiacente agli stand della fiera, è stato trovato un uomo che consumava 2 grammi di hashish che sono stati sequestrati. Un'operazione questa che rientra nell'ambito della tutela delle aziende che rispettano le leggi e soprattutto del Made in Italy. E poi a proposito della Guardia di Finanza, un'altra operazione che riguarda invece la Marca Trevigiana e la vendemmia, i controlli sui campi della Marca Trevigiana, 14 braccianti irregolari trovati e ce n'era uno anche minorenne. Il contesto trevigiano è un contesto in cui si rispettano le regole, quindi operatori commerciali, operatori imprenditori che rispettano appunto le norme. Però c'è sempre un nocciolo refrattario, diciamo, rispetto di queste disposizioni, e quindi la Guardia di Finanza, sfruttando il suo patrimonio informativo, cerca di operare in maniera chirurgica su chi appunto non adempie alle norme. Controlli delle Fiamme Gialle in occasione della vendemmia in diverse aziende della marca tra Valdobbiadene, Miane, Vidor, Fontanelle e Maser contro il lavoro nero. Su circa una decina di controlli che abbiamo eseguito, la metà, quindi circa 5, si sono rivelati irregolari. Complessivamente sono stati individuati 14 braccianti impiegati irregolarmente, 13 di questi completamente in nero, tra loro anche un 17enne indiano. E in un caso specifico invece presso un campo operava una ditta intestata a un pakistano che somministrava, come dire, dei lavoratori. E questi lavoratori, 3 di questi lavoratori di nazionalità bengalese, erano privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per il cittadino pakistano è scattata una denuncia. Le Fiamme Gialle nel corso dei controlli hanno elevato sanzioni che vanno dai 2.000 ai 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare. Gli approfondimenti della finanza nei confronti di alcune aziende ora continuano. Vi potrebbero essere, dall'analisi della documentazione che abbiamo acquisito, ulteriori fattispecie irregolari che potrebbero anche configurare ipotesi di somministrazione illecita di manodopera oppure di appalto irregolare. E quella dei controlli sulla vendemmia, ma anche dello sfruttamento, della lotta allo sfruttamento nei campi per la vendemmia, è una battaglia definita quotidiana dalla FLAI CGIL. Come sapete, la CGIL da tempo ha messo in piedi le brigate del lavoro per informare i lavoratori dei loro diritti e anche contro i rischi proprio dello sfruttamento. Allora sentiamo come la CGIL ha commentato questa operazione importante della finanza. Un ottimo lavoro veramente delle istituzioni, delle forze dell'ordine, che come la Guardia di Finanza, anche il nucleo operativo dei Carabinieri, come anche le questure, operano insieme anche con l'ispettorato del lavoro. Questo ahimè cosa ci dice anche? Ci dice che tante preoccupazioni nostre del passato come FLAI CGIL trovano poi dei riscontri e le forze dell'ordine appunto intervengono. La nostra bella provincia purtroppo non è immune da questi fenomeni. Una battaglia, così l'ha definita il segretario della FLAI CGIL Trevigiana, quella che ogni giorno il sindacato affronta per tutelare i lavoratori. Dinanzi a episodi come questo rimane l'amarezza, ma non viene meno l'impegno. Lo scopo è quello lì, fare in modo che le persone, i lavoratori del settore agricoltura siano informati dei loro diritti, di tutto che, ripeto, sia normativi che anche economici, e che se qualcuno cerca di raggirare questi diritti in favore di qualcos'altro, appunto anche in quello vengano scoperti. Per raggiungere questo obiettivo sono state attivate dal 16 settembre le cosiddette Brigate del Lavoro, per la prima volta operative nei vigneti della Marca Trevigiana contro il caporalato e lo sfruttamento nei campi. È un settore dell'agricoltura dove noi non escludiamo neanche altre iniziative. Ci si avvicina al periodo del radicchio, non escludiamo un'iniziativa anche in quel periodo, ci avviciniamo al periodo in cui c'è tutto il lavoro da fare nella vigna, e anche lì dei campanelli insomma, di preoccupazione ci arrivano, perché è un lavoro immane. E adesso torniamo a Vicenza per parlare della nuova antenna telefonica nel quartiere di 7K. Il traliccio, secondo il progetto, sorgerebbe a 15 metri dalle case. I residenti hanno
bloccato. Gli operai hanno chiesto aiuto al comune di Vicenza. Sul posto per noi Daniele Garbin e Andrea Benetti. Strada Paradiso a 7K, proprio alle nostre spalle il comitato che si sta battendo perché in questo cantiere sta per sorgere un'antenna di circa 30 metri, 26 a 15 metri dalle case. Il comitato spontaneo che sta intervenendo proprio perché non sapeva di questo progetto ha subito bloccato i lavori per ben 2 volte e ha chiesto l'aiuto e l'intervento del comune per sostenerli, perché qui se loro non facevano niente sarebbe già bella e pronta. Il problema è che ci sono delle difformità. Voi avete avuto un incontro con il comune proprio recentemente, ecco, com'è andata? Allora, il comune è stato abbastanza disponibile a cercare di farsi da mediatore tra le parti in causa, quindi tra noi, l'impresa costruttrice e il proprietario del terreno. Noi non vogliamo certo bloccare i lavori, ma chiediamo che questa antenna sia messa in un posto diverso. Abbiamo 25 campi agricoli qui dietro di noi, quindi ci sembra che ci sia territorio abbastanza grande dove poter avere un po' di respiro dall'installazione di questa antenna, cioè da vivere in un ambiente sano e in ordine. Ecco, il progetto abbiamo visto che potrebbe avere qualche lacuna, perché comunque il comune era incerto se in qualche modo intervenire, no? E abbiamo visto delle transenne spuntare, ecco, sì. C'è un problema anche di accesso proprio al campo. Esatto, il problema dell'accesso è che l'accesso adesso viene fatto dal comune, dal trattore su un terreno comunale che copre un fosso che è crollato e quindi crea dei problemi di acqua che invade la carreggiata e invade le nostre case, le nostre corti private. Ecco, cosa farete adesso? Avete degli appuntamenti? Cosa succederà? Sì, siamo in contatto continuo con il comune e vediamo dove arriviamo. Comune nei vari uffici, perché adesso stiamo interpellando tutti quanti gli uffici. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Siamo di nuovo in diretta, l'abbiamo raccontato all'inizio di questa edizione di Focus TG. C'è un paese, una comunità, ma il mondo anche vitivinicolo, davvero più paesi che piangono la morte del 31enne travolto, schiacciato dalla pressa nell'azienda vinicola di famiglia, un giovane molto conosciuto per la sua attività e anche impegnato nella politica del suo paese a Castelcucco. Edi Kaliman, buongiorno, insieme a Edoardo Paris. Buongiorno Nicola, a te e ai telespettatori. Ci troviamo, come detto, a Castelcucco. Siamo appena tornati dalla famiglia, abbiamo scambiato alcune parole per capire, insomma, e raccontare chi era davvero Matteo Forner, 44 anni, ieri morto, ieri sera schiacciato dalla pressa che stava pulendo nella sua azienda vitivinicola. Condivideva questa passione con il padre. Il fratello Roberto e il papalino ci hanno raccontato che fin da quando faceva le medie non vedeva l'ora di finire la scuola per andare a lavorare con il padre. Ha fatto della viticoltura la sua passione, lavorava 10-12 ore al giorno nei campi e poi, non contento, frequentava corsi serali proprio per capire in modo più tecnico, in modo scientifico che cosa stava facendo con il suo lavoro manuale durante la giornata. Conoscenze che lo hanno spinto poi a incrementare la conoscenza dell'azienda anche al di fuori di Castelcucco e della provincia di Treviso. E il padre ci racconta di una persona estremamente dedita al lavoro, ma con passione, faceva del lavoro la propria vita, ma oltre a questo era veramente il senso della sua vita, l'azienda, il territorio, la terra che lui coltivava con tanta dedizione e tanto amore. Una persona appassionata, così l'ha definito il papà e anche il fratello Roberto.
che appunto ci hanno parlato proprio poco fa, e noi abbiamo raggiunto qui a Castelcucco anche il sindaco Paolo Mares, perché Matteo faceva il consigliere comunale, anche l'ha sostenuto in una lista che la vedeva candidato come sindaco, e era una presenza importante non solo a livello economico e se si vuole anche culturale di questo paese, ma anche proprio a livello tecnico all'interno del comune come consigliere. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi spettatori. Sì, evidentemente ci siamo avvalsi delle sue esperienze e delle sue qualità, perché effettivamente il comune di Castelcucco fa parte del nucleo delle città del vino, per cui evidentemente ha una competenza appropriata per poter valorizzare quelle che sono le peculiarità di una città del vino. Noi ci siamo avvalsi di lui non soltanto in questo, evidentemente anche per le sue conoscenze a livello agricolo a tutto tondo, ma non ultimo, francamente, detto molto sinceramente e molto spassionatamente, anche per la sua disponibilità in qualsiasi momento, tenuto conto delle nostre dimensioni come comune, che ci vedono anche nella necessità di intervenire anche semplicemente con la manovalanza di tutti i giorni per risolvere delle questioni che si possono venire a concretizzare nel nostro territorio. Il cordoglio, sindaco, è unanime. Quello che è successo è una vera e propria tragedia, perché ha perso la vita Matteo proprio in quello che era il suo lavoro, ma era prima di tutto la sua passione. Sì, la tragedia è di dimensioni immani per una realtà come la nostra. Tutto il paese si sta stringendo. Ho avuto infinite telefonate da ieri sera che continuano a dirmi di portare la solidarietà e il cordoglio alla famiglia Forner, conosciutissima in paese evidentemente per mille questioni, non ultima appunto la loro abilità in campo professionale, perché hanno valorizzato un'azienda che oltretutto ha ottenuto onorificenze a livello nazionale e non soltanto, con una produzione di vino e con lo scoprimento di antichi vitigni che soltanto loro hanno saputo fare. Dopodiché, sindaco, lei ci diceva che ovviamente è ancora prematuro capire quale sarà il giorno dell'addio a Matteo Forner, però intende proclamare lutto cittadino. Credo che sia il minimo che si possa fare per una persona così, che sia distinta, oltretutto anche tenendo conto della tragicità dell'evento, per cui evidentemente credo che perlomeno le bandiere a mezz'asta sicuramente ci saranno in comune, così come il comune stesso si presenterà in forma ufficiale il sindaco e il consiglio, e oltre al gonfalone del comune lì stato a lutto in occasione delle esequie. Sindaco, è stato gentilissimo, grazie per questo ricordo e anche per questa notizia che ci ha dato, grazie ancora. E Nicola, se non hai domande, io e Edoardo Paris da Castelcucco ti restituiamo la linea. Grazie davvero a Edi Calima e Edoardo Paris e anche il sindaco Paolo Mares, e quindi comprendiamo anche il suo dolore, lo conosceva molto bene Matteo, che avrebbe compiuto, pensate, 45 anni fra 10 giorni. Adesso invece c'è una famiglia che invece di pensare al suo compleanno dovrà pensare all'ultimo addio. Allora, dovremmo essere collegati con Chiara Gaiani, se non sbaglio, da Albignasego. Fatemi sapere se c'è Chiara Gaiani. Eccola qui. Allora, Chiara Gaiani, buongiorno. L'abbiamo detto in apertura, questo comando di 4 banditi incappucciati che assalta una villetta in pieno giorno. Una 76enne vive momenti di terrore, urla, li mette in fuga, ma comunque i banditi riescono a mettere a segno un discreto bottino a quanto pare, e le telecamere di sorveglianza le vediamo un frame, hanno catturato proprio l'immagine terribile dei banditi, lo vedete in pieno giorno, proprio in pieno giorno, mentre entrano indisturbati, senza nessun tipo di scrupolo, incappucciati nella villetta. Chiara? Sì Nicola, ti confermo quanto hai appena detto. Con Federico Cibotto ci troviamo ad Albignasego, quella alle mie spalle è la via dove è accaduto. Questa è una zona residenziale fitta di villette e di abitazioni. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 18:30, per la precisione le telecamere scrivono 18:33. All'interno dell'abitazione di questa villetta, dove pare questa signora anziana si sia trasferita da poco tempo, sono
entrati in 3, un quarto bandito incappucciato è rimasto all'esterno a fare da palo, lei stava stendendo la biancheria, quindi era occupata, e nel mentre insomma queste 3 persone che sono entrate forzando una porta finestra con un piede di porco sono riuscite ad arraffare oro e denaro che la donna aveva in casa. Che cosa l'ha fatta avere il faccia a faccia con i banditi? Insospettita da alcuni rumori che stava sentendo, erano rumori anomali, pensava che fosse rientrato in casa un familiare data l'ora, e invece no, si è trovata proprio a faccia con i banditi incappucciati, ha iniziato a urlare, i figli ha raccontato, urlato con tutto il fiato che avevo in corpo, ed è riuscita a metterli in fuga. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Abano Terme, davvero ancora un colpo e ancora banditi che entrano nelle case mettendo alla prova le persone che sono all'interno. E sappiamo che purtroppo Padova piange questa settimana una donna che si è trovata a faccia con i banditi e purtroppo il suo cuore non ha retto. Il suo funerale sarà celebrato a Conselve martedì. Per ora è tutto, noi adesso ci mettiamo con Federico Cibotto alla ricerca di questa signora, cercheremo di raccogliere la sua voce, il suo racconto per proporlo nelle edizioni di TG di questa sera. Dal Bignasego è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Noi lasciamo la cronaca. Allora, abbiamo visto prima, abbiamo raccontato in diretta mentre Sergio Mattarella usciva da Palazzo Ducale e poi si incamminava verso l'imbarcadero che lo ha portato via. Allora, il racconto di questa mattinata particolare per Venezia, perché non c'era solo Mattarella ma anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, con il nostro Filippo Fois. Buongiorno, in diretta con Sandro Ponchio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È stata una visita breve ma intensa, come sempre capita qui a Venezia per il Presidente della Repubblica Mattarella. Mattarella ha presieduto a una parte dei lavori del Consiglio d'Europa a Palazzo Ducale, del quale si commemorano tra l'altro i 35 anni della fondazione. È arrivato a Venezia accompagnato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani. A fare gli onori di casa c'erano il Presidente uscente della Regione Luca Zaia e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Non ha rilasciato dichiarazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è limitato a rispondere agli applausi che hanno sottolineato il suo ingresso a Palazzo Ducale e poi la sua uscita. Si è fermato, invece è stato più prodigo di dichiarazioni il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato sia di politica regionale del Veneto che di politica estera. Per quello che riguarda le elezioni regionali, come sapete, Tajani è anche il leader di Forza Italia. Pare confermata quindi la scelta di Flavio Tosi come capolista alle prossime elezioni regionali nelle varie circoscrizioni della nostra regione. Tajani ha anche risposto alle voci che vorrebbero Flavio Tosi in corsa per l'assessorato alla sanità. Ha detto che naturalmente ha tutte le carte in regola per poterlo fare, un uomo di grande esperienza politica che potrebbe dare, il suo contributo alla prossima giunta regionale del Veneto, così come Tajani si aspetta anche una buona performance da parte di Forza Italia. E qui io, prima di andare su quello che ha detto Tajani per quello che riguarda la politica estera, si è parlato sia di Gaza che del caso di Trentini, il cooperante del Lido che si trova attualmente detenuto in un carcere di Caracas. Aprirei però una parentesi, perché poco fa noi abbiamo avvicinato il Presidente della Regione Luca Zaia e Zaia non ha avuto parole tenerissime nei confronti della coalizione di centrodestra del Veneto. Generalmente, lo sapete, Zaia è una persona piuttosto prudente nelle sue dichiarazioni, per cui bisogna leggerla un po' tra le righe, però ci è sembrato molto contrariato del fatto che il suo nome non appaia nel simbolo della Lega come era stato annunciato, come sembrava dovesse essere fino a qualche tempo fa. Molto contrariato dell'assenza di una lista civica sulla quale evidentemente contava molto. Ha concluso dicendo: evidentemente io o il mio cognome rappresenta un problema per qualcuno nel centrodestra, e ha poi aggiunto, incalzato anche dalle domande che gli abbiamo rivolto, se sono
percepito come un problema, farò in modo di diventare un problema sul serio. Ecco, su questa frase Sibillina non ha voluto aggiungere altro, però è possibile che a giudicare dalle premesse ci saranno delle sorprese nel corso di questa campagna elettorale che si preannuncia breve perché si andrà a votare a fine novembre, ma evidentemente particolarmente intensa. Comunque avremo modo poi di raccontarvi nel dettaglio tutto quello che è stato detto anche dal Presidente Zaia, però intanto vi volevo anticipare questa cosa che è molto importante perché è difficile che il Presidente Zaia parli così, insomma sia così diretto nei confronti dei suoi alleati. In realtà gli abbiamo anche chiesto se lui rappresenti un problema solo per gli alleati del centrodestra o anche per una parte del suo partito, e su questa domanda ha preferito non rispondere. Tajani ha parlato anche della crisi umanitaria a Gaza. Naturalmente da parte del governo italiano c'è molta soddisfazione per il cessate il fuoco. Ha annunciato, come si sapeva, la presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Egitto lunedì. Ha detto anche che non è ancora il momento di parlare di ricostruzione di Gaza. In questo momento l'Italia è impegnata dal punto di vista umanitario su due fronti, quello alimentare e quello sanitario, per cui gli aiuti che partiranno dall'Italia saranno di questi due generi. Ci saranno anche degli aiuti per gli studenti universitari, alcuni di loro saranno ospitati in Italia, circa 200 se non ricordo male, per proseguire e completare gli studi. C'è poi invece la questione di Alberto Trentini. Alberto Trentini è il cooperante del Lido che si trova detenuto oramai da un anno in un carcere di Caracas in Venezuela. Formalmente non si è mai capito quali siano le accuse che gli vengono rivolte. C'è un canale aperto tra la Farnesina e il governo di Caracas, e in questo caso Tajani ha detto che recentemente sono stati liberati 2 cittadini italo-venezuelani e ha detto che questo evento viene preso come un fattore positivo di una possibile soluzione del caso di Alberto Trentini. Direi, Nicola, che per ora da Venezia è tutto, se non hai domande. Devo dire proprio hai dato il panorama completo della mattinata. Grazie a te, grazie a Sandro Ponchio, buon lavoro. Restiamo sul tema però della politica, il primo tema che ha toccato Filippo Fois, dichiarazioni forti di Zaia, mentre il candidato del centrodestra Alberto Stefani ieri nei nostri studi, poi è stato ospite ieri sera del direttore Luigi Baccialli a Focus, ha parlato delle strategie, ecco, e ha annunciato che non ci sarà una lista del Presidente, ma solo liste di partiti tutti con anima civica. Ci saranno le liste di partito, dei partiti di centrodestra, ci sarà un gruppo autonomista che ci sta aiutando in questa campagna elettorale, sarà una coalizione forte, coesa al servizio dei veneti. Sarà questo l'assetto elettorale della coalizione di centrodestra guidata dal candidato presidente Alberto Stefani, nelle scorse ore ospite degli studi di Media Nord-Est e del direttore Luigi Baccialli. Stefani di fatto conferma che non ci saranno liste personali, non ci sarà quindi la lista Zaia, ipotesi peraltro già tramontata da tempo, ma nemmeno la sua, la lista quindi del candidato governatore. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, Noi Moderati e una lista autonomista ancora non ben identificata, 6 in tutto i simboli, denominatore comune l'anima civica. In alcuni di questi partiti ci saranno delle componenti civiche, come è normale che sia. Anche il percorso della Lega qui sul territorio ha manifestato un'apertura al mondo del civismo, al mondo delle reti civiche territoriali in questi anni in particolare, e sono convinto che i veneti premieranno il buon governo di questi territori. Ma la dialettica resta inevitabilmente tra i partiti, soprattutto se si guarda all'eventuale formazione dell'esecutivo. Molto si è detto e scritto sul compromesso tra Lega e Fratelli d'Italia, con i meloniani pronti a occupare tra i 5 e i 6 posti in giunta. Di fronte a rumor e indiscrezioni, Stefani non si scompone e la spiega così. Ci sono delle trattative sugli assessorati, ma vi assicuro che tutte le componenti saranno proporzionalmente considerate all'interno della giunta. Ovviamente terremo conto di quello che è il voto dei cittadini di questo territorio. Fratelli d'Italia giustamente avrà delle buone deleghe, così come le avrà la Lega, così come le avrà le altre componenti del centrodestra.
L'architettura della nuova giunta ha molto a che fare anche con la sostanza. Lo stesso Stefani vuole un assessorato ad hoc solo per il sociale, ora trattato accanto alla sanità. È importante che ci siano persone distinte a seguire queste due componenti, perché sono due componenti fondamentali della giunta e soprattutto tenendo conto del contesto sociale e demografico in cui ci troviamo. Politiche sociali al centro, inevitabile, fa intendere Stefani, per chi ha fatto, come nel suo caso, anche il sindaco. Io tra l'altro ho fatto il sindaco durante il periodo del Covid e ho visto da vicino questa situazione, perché poi in quel momento veramente si toccava a mani nude quella che era la realtà di tutti i giorni, anche per quanto riguarda il sociale. C'è la necessità di intervenire, ovviamente predisponendo quelle misure che sono necessarie per una società che cambia, quindi avremo davanti sfide nuove e dovremo porre in essere gli strumenti per poterle affrontare al meglio. Nel centrodestra resta un nodo, ma ce ne sono diversi, a quanto ci ha raccontato lo stesso Filippo Fois questa mattina, poco fa a Venezia. C'è un altro nodo che è quello di Gian Antonio D'Arè di Liga Veneta Repubblica, per capire se entrerà nella coalizione del centrodestra. Secondo D'Arè le trattative sono ancora aperte. Le segreterie si stanno parlando, questo ancora non lo so, è prematuro e poi vedremo cosa fare insomma nel prossimo futuro. È uno che sa quando colpire, quando invece soppesare le parole. Gian Antonio D'Arè, che in queste ore dalla sua Vittorio Veneto fa intendere come il momento sia cruciale, politicamente delicato. Si tratta di capire se ci sono le condizioni per un'alleanza con il centrodestra di Alberto Stefani o se invece la corsa sarà in solitaria. Chiaro che le variabili sono infinite, pesa la defenestrazione dalla Lega, quell'espulsione del marzo 2024 dopo le offese rivolte al leader Matteo Salvini. Lo scisma di Vittorio Veneto era stato definito anche perché della Lega Gian Antonio D'Arè è stato segretario nazionale ai tempi d'oro, quelli del leghismo duro e puro. Lo stesso Stefani ai nostri microfoni ha parlato di 6 liste, una di queste autonomista. Ci sarà dunque Gian Antonio D'Arè? Io mi auguro di poter correre, di fare la mia corsa alle regionali, penso di dare ancora qualcosa alla politica. In regione ci sono già stato, però la regione è quella che mi ha, una delle parti politiche che ho fatto, estremamente buone. A Ring in trasmissione da noi aveva proprio detto o così o da solo. Sì, questo così o da soli, però ripeto c'è una segreteria che decide e dopodiché decideremo cosa fare e soprattutto il più presto possibile, perché i tempi sono molto stretti. Un altro nodo invece nel campo del centro-sinistra da sciogliere in modo definitivo è quello di azione all'interno del centro-sinistra. Proprio in queste ore, in questo momento a Padova, viene presentata la lista Uniti per Manildo e c'è anche la presenza di esponenti importanti di Azione, quindi capiremo se verrà sciolto definitivamente la presenza di Azione all'interno della coalizione del centro-sinistra, dove peraltro da ieri c'è anche Rifondazione Comunista. Noi abbiamo raggiunto un risultato politico che ci eravamo prefissi, che era quello certamente di partecipare alla coalizione, ma di partecipare con la nostra visibilità, con la nostra lista e con il nostro simbolo. Nella coalizione di Giovanni Manildo dunque entrano la falce e il martello del partito della Rifondazione Comunista, passaggio niente affatto scontato. A fine settembre infatti le posizioni sembravano inconciliabili, l'intesa è stata raggiunta sui programmi. Al di là delle narrazioni diciamo così di propaganda, è una realtà che vede intanto il crescere del lavoro povero, vede una condizione dal punto di vista ambientale decisamente pessima. Ambiente, lavoro, questione sociale. La nota di appoggio a Manildo è stata diffusa dal segretario veneto Gabriele Zanella nella tarda mattinata della formazione Paolo Benvenu, che è stato anche candidato presidente in solitaria nel 2020, è l'uomo simbolo. La destra, convinta di vincere a mani basse, ha centrato il suo dibattito nelle relazioni tra forze politiche, non ha avanzato nessuna proposta programmatica, non sappiamo come si affronterà l'inverno demografico, non si sa come si affronta la
fuga dei giovani in questa regione. Il moderato Manildo quindi si allarga a sinistra, mossa che in tanti, soprattutto al centro, non si aspettavano più, ma questo sembra non frenare la presentazione fissata nelle prossime ore a Padova della lista Uniti per Manildo, con Più Europa, Partito Socialista, Associazione Socialista Liberale, Casa Riformista. Ci saranno poi personalità di primo piano di azione in Veneto, come il presidente del partito, il trevigiano Nicolò Rocco, e la padovana Silvia Fattore. Non si tratta però del tanto atteso sostegno formale di Carlo Calenda. Detta in altri termini, non ci sarà il simbolo di Azione, ma in campagna elettorale nulla è definitivo. Questo ci raccontava ieri Cristiana Boitolo, lo vedremo poi dal racconto di quanto sta accadendo in questo momento a Padova con la presenza proprio di Azione per Manildo. Noi andiamo velocemente in pubblicità e poi ripartiamo da una serata importante degli artigiani a Castelfranco, i progetti, le strategie per le nuove figure dell'artigianato che non si cercano più soltanto alle superiori ma addirittura alle elementari. In base ad uno studio internazionale che è svolto in più parti del mondo, è stato appurato che già i bambini dalle elementari, in una percentuale che varia dall'85 al 95%, una volta che individuano la propria professione che li piacerebbe fare, riescono a portarla a termine ed orientarsi la propria vita in quella professione. Parte da questo dato la nuova iniziativa degli artigiani di Castelfranco: portare il saper fare nelle scuole elementari e medie del comprensorio. Si inizierà il 16 ottobre a Resana per terminare nella città castellana, anche se il progetto punta ad ampliarsi nel corso di tutto l'anno scolastico. È un'evoluzione di quanto sta già accadendo alle scuole superiori. Tant'è che gli artigiani trevigiani hanno incontrato il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sì, abbiamo proposto che una modifica nella riforma scolastica, dove venga messo in un programma definito che tutta l'attività professionale venga eseguita nelle aziende. Un'iniziativa condivisa con i sindaci della zona. Perché credo sia importantissimo far conoscere ai nostri figli, ai nostri giovani, le opportunità, le motivazioni per crescere e per far crescere questo territorio. Quindi è importante che poi loro scelgano come fare al meglio il loro futuro. Una volta artigiano era coniugato solo al maschile, ora più che mai l'offerta è per bambini e bambine. Sempre di più, e vorrei dire anche per fortuna. E in particolare vedo che tante ragazze scelgono di frequentare istituti tecnici, il che vuol dire che possiamo avere in futuro delle ragazze, delle donne che lavorano in campo tecnico e che sanno lavorare come gli uomini, se non anche meglio, vorrei dire. Lo vediamo anche dai risultati a scuola. Le ragazze spesso sono tra le più brave in classe. Una proposta che ha visto le scuole aprire subito le porte. L'orientamento è molto importante poi nella fase nel passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado, perché deve essere un orientamento che fa conoscere ai ragazzi tutte le loro possibilità. Senta Presidente, allora bellissima attività, ma poi gli facciamo mettere le mani a questi ragazzi, perché parlano, però l'unica mano che mettono è quella al telefonino. Voi che siete artigiani dovreste fargli toccare il cacciavite dalla parte giusta, no? È quello il nostro proprio compito, in maniera da fargli fare qualche esperienza proprio di tatto, e quindi sicuramente metteremo, al di là di qualche cacciavite, ma anche qualche bullone magari da avvitare, che magari speriamo che gli insegniamo che si avviti del senso giusto. Torniamo a Venezia, dove sono partiti seppure a rilento i lavori sul tetto della cattedrale di San Marco. I tempi sono molto stretti, l'impresa ha l'obbligo di concludere l'intervento entro il prossimo febbraio. È una corsa davvero contro il tempo. Certamente la speranza è che giorno finalmente i lavori sul tetto della Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, ma è ancora troppo poco. Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Procuratoria di San Marco, che lo ha redatto nel 2022. L'appalto è poi passato in mano al Provveditorato Opere Pubbliche, che lo ha anche finanziato, ed è ora in pesante ritardo. L'impresa che ha vinto la gara è stata per mesi, se non per anni, inoperosa e in difficoltà per trovare, a quanto sembra, operai e maestranze che potessero occuparsi e portare a termine l'intervento. Il cantiere sul tetto è fondamentale anche per poter provvedere a una completa impermeabilizzazione a regola d'arte del tetto.
Nei mesi scorsi, dopo le giornate di pioggia, si erano registrate alcune piccole ma preoccupanti infiltrazioni d'acqua dal tetto. Qualcosa in effetti si è mosso, come spiega il primo procuratore di San Marco, Bruno Barel. Stiamo sollecitando il completamento di quei cantieri perché ci bloccano tutti gli altri. Sono cantieri importanti perché riguardano le falde del tetto dove comincia a manifestarsi qualche piccola infiltrazione e meglio prevenire che curare anche in questo caso. L'impresa, stando al contratto sottoscritto, dovrebbe concludere il lavoro entro febbraio 2026. Sarà una corsa contro il tempo. In questi giorni, dopo anni di assenza, si sono notati al lavoro sul tetto un paio di operai, ma questo evidentemente non può bastare per rispettare i tempi. Ci vuole una svolta più decisa, altrimenti, in caso di ritardi, scatteranno per l'impresa pesanti penali. Ci sono tanti altri cantieri in corso, sono più di una decina e per fine anno avremo una bellissima sorpresa che presenteremo alla città. Da un simbolo davvero della cultura di Venezia e del Veneto come la Basilica di San Marco alla cultura dei libri, a Villa Rezzonico, alle porte del centro storico di Bassano, l'apertura della mostra mercato del libro antico. Ci racconta tutto Marta Zatta. Nella meravigliosa cornice di Villa Rezzonico sta andando in scena la mostra mercato di libri e stampe antiche e moderne. Sono qui con Flavio Reffo, che è l'anima di questa mostra. Sì, buongiorno. Questa manifestazione quest'anno ha raggiunto un buon livello, non siamo ancora quello dove vorremmo arrivare, ma questo è già un buon livello. In questo caso sono presenti appunto molte stampe, molti libri antichi, ma è presente soprattutto una qualità di prodotti e di espositori, che fanno diventare Remondini a quello che volevano proprio i remondini. Proponevano stampe, libri, immagini devozionali, tutto quello che c'era al mondo dell'immagine nel mondo, e quindi in questo momento è presente il mondo della stamperia moderna e antica. Infatti se proseguiamo vediamo anche proprio dei professionisti all'opera. Cosa stanno facendo? Vedo... Come in questo tavolo ci sono delle stampe magnifiche, anche qui stiamo proponendo delle cose insolite, un workshop fatto da persone che presentano quella che è la loro attività. Vediamo qui l'Irigem che presenta quello che è il restauro della carta, sostanzialmente una delle attività che anche nel nostro territorio sono necessarie, mentre in quel tavolo si stanno stampando una via crucis, quello è il soggetto, che è fatto con un materiale come stampavano i remondini, una silografia molto importante che viene stampata in questo modo, mentre in questo caso c'è un grafologo che sta sviluppando tutto un pannello riguardante un testo, il canto dell'Arme Pietosa. L'autore di questo canto, sentiamo chi è? Tasso. Torquato Tasso, uno dei più bravi poeti del nostro mondo. E comunque è bello vedere anche dei giovani, che portano avanti questa tradizione. Esatto, questa è la cosa importante. Vogliamo che i giovani arrivino a capire quello che è stato il mondo del disegno che era presente a Bassano. Bassano si è sempre qualificato come una città importante, un territorio importante, per cominciare da Ponte, poi andando avanti appunto con i remondini, ma tutto quello che è stato fatto nel mondo del disegno si è poi riproposto nell'industria delle ceramiche, nell'industria del mobile e così via. Bassano, città d'immagine, vogliamo continuare a dirlo. E così dunque è importante questo appuntamento a Villa Rezzonico ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito, arrivederci.